Buongiorno e buona domenica, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. I ministri Musumeci e Urso a Catania tracciano un bilancio dell'attività a 12 mesi dal loro insediamento. Tra i temi affrontati la battaglia per salvare il petrolchimico di Priolo e le procedure per rilanciare il polo di Termini Imerese. Un ponte che divide. La costruzione dell'opera sullo stretto anima il dibattito all'interno del Partito Democratico. Dal palco della Festa dell'Unità di Messina la risposta secca del segretario Barbagallo all'onorevole Cracolici. La nostra linea rimane quella del no. Collegamenti isole minori, l'accorpamento dei servizi integrativi con quelli gestiti dalla convenzione statale viene accolta in maniera tiepida da residenti, operatori turistici e commerciali e Federalberghi chiede un tavolo tecnico. Scontro mortale tra un'auto e un trattore a Campobello di Licata. Nell'Agrigentino muore un agricoltore di 59 anni, gravissimo un automobilista. A bordo della nave Libeccio della Marina Militare. La fregata attracca nel porto di Siracusa per una sosta logistica che diventa occasione per aprirla a tutti. E infine calcio, al Massimino match verità per il Catania. Nel pomeriggio i rossazzurri sfidano il Taranto per ritrovare la vittoria in casa. Le scelte di Tabbiani condizionate da infortuni e squalifiche. Lo avete sentito, i due ministri siciliani, Urso e Musumeci, del governo Meloni, tracciano un bilancio della loro attività a 12 mesi dall'insediamento. Noi li abbiamo incontrati a Catania, grazie a Luca Ciliberti. Giorgia Meloni non c'è, ha preferito restare con sua figlia a Ginevra e si è collegata con un videomessaggio alla festa di Fratelli d'Italia, l'Italia vincente, un anno di risultati, nell'anniversario della nascita del governo, organizzata in contemporanea in diverse città d'Italia, Catania tra queste. E proprio sotto l'Etna i due ministri siciliani hanno voluto raccontare i loro 12 mesi dell'esperienza di governo. Il ministro per le imprese e per il Made in Italy, Adolfo Urso, ad esempio, ha ricordato la battaglia per salvare il polo petrolchimico di Priolo e le procedure per il rilancio del polo di Termini Imerese. La procedura è in corso, c'è la possibilità e noi stiamo lavorando affinché vada in porto con la ripresa di un sito produttivo logistico e portuale, quale può essere Termini Imerese, strategico per la produzione, la logistica e il commercio dei prodotti siciliani. È stato sempre lo stesso Urso a ricordare di aver rispettato l'impegno preso con gli elettori sul reddito di cittadinanza. Un anno in cui abbiamo, e giustamente, come sancito con i nostri elettori, cancellato il reddito di cittadinanza per coloro che sono in condizioni di lavorare e infatti hanno ripreso a lavorare. E poi il mare e la protezione civile, ministero ricoperto dall'ex presidente della regione Nello Musumeci. Pensate che il mare non è neanche concepito nella Carta Costituzionale. Oggi l'economia blu, quella legata alle filiere che traggono profitto dal mare, concorre per quasi il 50% sulla economia nazionale complessiva. Il Sud cresce utilizzando anche l'economia del mare. Ma è proprio sulla prevenzione e sulla protezione civile che il ministro sta lavorando a fondo. L'Italia ha una efficientissima protezione civile per le emergenze, non ha una politica seria per le prevenzioni. Non serve arrivare soltanto quando il danno è compiuto, occorre lavorare per prevenirlo o comunque per mitigarne gli effetti. Alla convention organizzata a Catania erano presenti anche numerosi parlamentari nazionali e regionali del partito che hanno fatto un punto della situazione. Ancora politica, il ponte sullo stretto di Messina anima il dibattito interno al Partito Democratico. Le parole dell'onorevole Antonello Cracolici non sono passate sotto traccia e l'argomento ponte è stato uno dei più discussi alla festa dell'unità del PD messinese. Francesco Triolo. Non poteva che essere uno dei temi più caldi alla festa dell'unità di Messina. Il ponte sullo stretto anima il dibattito interno al Partito Democratico e il palco in Piazza Duomo diventa il luogo del confronto. Deputati nazionali, sindacati, pro e contro di un'opera che potrebbe cambiare la città, ma sullo sfondo risuonano sempre le parole del deputato Antonello Cracolici. Cracolici ha detto quello che pensa in modo chiaro, ma noi in modo altrettanto chiaro il Partito Democratico ha espresso la sua linea.
che è quella della nostra segretaria nazionale, che io ho più volte ho espresso nei miei interventi in aula, anche in sede di dichiarazione di voto, sul no contrario fermo del Partito Democratico al decreto legge sul ponte. E poi a noi piacerebbe parlare anche delle ragioni perché diciamo no al ponte. Motivazioni che Barbagallo riconduce alle perplessità tecniche sulla costruzione del ponte, sulla copertura finanziaria che penalizzerebbe le infrastrutture siciliane, sino agli emolumenti per il consiglio d'amministrazione della società Stretto di Messina. Ma la risposta più secca a Cracolici è quella che arriva proprio dal Partito Democratico di Messina. Io credo che la posizione di Cracolici, in tutta onestà, non credo sia isolata. Probabilmente anche alcuni nostri iscritti di altre città magari la pensano come Cracolici, probabilmente non hanno approfondito il tema. Noi siamo disposti a confrontarci con l'onorevole Cracolici, a fargli vedere gli studi che noi abbiamo fatto, ma sono studi pubblici, noi abbiamo studiato tutte le carte e da lì insomma emerge un dato oggettivo di impraticabilità dell'opera e poi lo porteremo magari a Messina a farsi un giro a Ganziri, a Torrefaro e fargli comprendere cosa significa piantare un pilastro di 400 metri, un ponte lungo 3,5 km in un territorio fortemente urbanizzato con grandi pregi naturalistici. Certamente non è una semplice strada come ha banalmente detto l'onorevole Cracolici. E l'occasione potrebbe essere oggi, visto che Cracolici è annunciato questa sera in conclusione proprio della Festa dell'Unità di Messina. Sarà il momento del confronto e magari del chiarimento. E si continua a discutere ancora anche sulla soluzione prospettata dalla regione siciliana per i collegamenti marittimi con le isole minori. Federalberghi Isole Eolie appunto chiede un incontro per tarare tutto alle esigenze locali. Sentiamo. La soluzione prospettata dalla Regione Sicilia per risolvere il problema dei collegamenti marittimi con le isole minori è stata accolta in maniera tiepida da residenti ed operatori turistici e commerciali. L'ipotesi prospettata dal presidente Schifani e dall'assessore Aricò è quella di un accorpamento dei servizi per Eolie, Egadi, Pantellerie e Ustica a quelli gestiti dalla convenzione statale per un periodo di almeno 12 mesi. Prima ad intervenire Federalberghi Isole Eolie, che attende di verificare assetti, mezzi e tariffe e chiede un tavolo tecnico per tarare le soluzioni prospettate alle esigenze locali. Potrebbe effettivamente essere una soluzione, però aspettiamo di capire quali corse saranno effettivamente coperte, quali tariffe saranno applicate, per cui auspichiamo che l'assessore regionale Aricò convochi quanto prima un tavolo tecnico nell'ambito del quale entrare nel merito delle singole questioni che rimangono ancora irrisolte o da chiarire. Federalberghi vuole comprendere insomma come saranno coperti i maggiori costi così da far rientrare gli aumenti tariffari sui mezzi scattati dallo scorso giugno e capire anche quali saranno le agevolazioni per i pendolari che secondo l'associazione andrebbero estese anche ad altre categorie di utenza per evitare disparità di trattamento. Si chiamava Calogero Ciotta, di 59 anni, di Campobello di Licata, Agrigento, l'agricoltore che all'alba ha perso la vita a causa dell'incidente stradale tra il trattore che stava guidando e una Fiat Punto sulla strada statale 123 in territorio di Campobello di Licata. Il tamponamento è stato violentissimo ed entrambi i mezzi si sono ribaltati. Il conducente del trattore che trainava un carrello è stato sbalzato ed è morto sul colpo. L'automobilista che di 66 anni, anche lui di Campobello di Licata, invece è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Movida, controlli interforze nel centro storico di Palermo e nella borgata marinara di Sferracavallo. Decine le persone identificate. Tonino De Mano. Vendita di alcol ai minori, assenza di licenze, sversamento illecito di oli esausti, cattivo stato di conservazione di alimenti. È un'operazione interforze ad ampia scala quella effettuata a Palermo che ha avuto come principale obiettivo la sicurezza nei luoghi della movida. Gli agenti di polizia, carabinieri, finanzieri, polizia municipale sono stati impegnati in decine di controlli in via Macheta e dintorni, nelle piazze Sant'Anna e Caracciolo e nella borgata marinara di Sferracavallo. Sono state identificate 64 persone, di cui 18 con precedenti.
Nella zona dei Candelai è stato denunciato il titolare di un pub per somministrazione di alcolici a minorenni con sanzioni per un valore complessivo di 4.000 euro. La Guardia di Finanza, nella zona di via Macheda, ha invece proceduto al controllo di 4 attività commerciali dove sono state identificate 6 persone. Nella zona della Vucciria, Carabinieri e Polizia Municipale hanno effettuato verifiche su un pub, nel corso delle quali sono emerse gravi violazioni igienico-sanitarie. Il locale è stato sequestrato. Nella borgata marinara di Sferracavallo, la polizia infine ha effettuato controlli nei confronti di automobilisti anche attraverso l'utilizzo di alcol test ed etilometro. Sono state identificate 22 persone e controllati 9 veicoli. Restiamo a Palermo, 2 uomini si sono picchiati in modo violento davanti al Palazzo di Giustizia. La rissa è scoppiata per futili motivi ieri sera a 2 passi dall'uscita laterale che si trova in piazza Vittorio Emanuele Orlando. Un video è stato realizzato da chi era incolonnato con la propria autovettura e poi postato sui social. In queste immagini si vedono 2 uomini che si picchiano a sangue con i passanti che cercano di sedare la rissa senza però riuscire a riportare la calma, e poi i 2 finiscono a terra e continuano a picchiarsi sull'asfalto. Poco dopo la scazzottata i 2 si sono allontanati. Ancora cronaca a Palermo, spari anche nel rione Zen ieri sera in via Costante Girardengo contro l'abitazione di Gaetano Giampino di 79 anni che si trova agli arresti domiciliari. Alcuni colpi sparati contro l'abitazione sono finiti contro il muro dell'edificio, altri sono entrati in casa dalle finestre. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile, anche la scientifica è intervenuta per eseguire i rilievi. E adesso cambiamo decisamente argomento. La nave Libeccio della Marina Militare in sosta nel porto di Siracusa è aperta a tutti, quindi weekend di visite per la fregata. Anche noi siamo saliti a bordo. Vediamo, Francesco Loi. Oggi giornata di visite, ne approfittate? Certo, ci mancherebbe, anche perché sono stato un ex allievo della Marina Militare, quindi ho portato i miei figli a visitare un po' la nave della Marina. Sei curiosa di scoprire questa nave? Sì, molto. Cosa ti aspetti di trovare? Tante cose nuove. Una sosta logistica nel porto di Siracusa che diventa occasione per aprirla a tutti. Così questo fine settimana è stato possibile salire a bordo della nave Libeccio della Marina Militare. Per lei questa sosta ha un significato particolare, perché? Questa sosta ha un significato particolare perché ho assunto il comando alla fine di agosto e da comandante di una fregata è la prima volta che vengo a Siracusa, che è la città dove sono nato tanti anni fa. La fregata, lunga 123 metri, naviga nei nostri mari garantendo sicurezza. Più di 200 i membri dell'equipaggio impegnati nell'operazione Mediterraneo Sicuro. Presenza, sorveglianza, vigilanza marittima e prontezza di intervento sono gli obiettivi. Noi siamo partiti da La Spezia il 13 di ottobre con a bordo l'ammiraglio che ha il comando tattico dell'operazione Mediterraneo Sicuro e il suo staff, composto circa da 20 persone, dalla quale gestisce sostanzialmente a livello tattico tutti gli assetti che sono assegnati all'operazione. È una nave che ha i suoi anni, ma è una nave che ha fatto la storia della Marina, scorrendo tutte le operazioni e le attività a cui ha partecipato si ripercorre la storia degli ultimi quasi 40 anni del paese. Questa è l'ammiraglia della flotta impegnata nell'operazione, che comprende fino a 6 unità navali della Marina, sommergibili e aeromobili inclusi. Da qui si conduce la navigazione, si conducono le macchine, quindi si danno gli ordini per impostare le velocità e le rotte dal timone. La base della Libeccio è in Liguria, nel porto di La Spezia. Palermo ospita la mezza maratona, in corsa 1400 atleti che da Mondello hanno raggiunto la città. In corsa c'era anche un uomo di 88 anni, tanti divieti e il traffico ovviamente paralizzato. Marco Gulla. Palermo, capitale dell'atletica per un giorno, circa 1400 atleti con alcuni campioni africani e un percorso partito da Mondello è arrivato sino a Piazza Castelnuovo per la 10ª edizione della International Half Marathon, la mezza maratona. Grandi atleti al via è uno spettacolo che ha avvolto le vie principali del capoluogo siciliano. La gara ha messo in palio 26 titoli italiani master individuali e 2 squadre di maratonina e ha visto ai nastri di partenza 1400 atleti in rappresentanza di
di 31 paesi al mondo. Ovviamente una domenica diversa per la città, che ha dovuto fronteggiare la chiusura di molte strade proprio per permettere il regolare svolgimento della manifestazione. Il traffico è andato in tilt in alcune zone del capoluogo. A vincere il keniano Kimeli, grande favorito. Al via della gara a Mondello c'era anche l'88enne Sebastiano Caldarella di Avola, iscritto nella categoria SM85, mentre tra le donne la meno giovane è stata l'81enne Irene Fiore. Uno spettacolo di sport e colori per Palermo. E tra poco invece ci occuperemo di calcio parlando delle siciliane, del Catania, del Palermo e anche del Messina, ma intanto ci fermiamo per una breve pausa. Tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale, apriamo la nostra pagina dedicata al calcio. Match verità per il Catania che alle 16:15 riceve il Taranto in una sfida dal sapore particolare. Mister Tabiani alle prese con infortuni e squalifiche, in attacco tridente classico con Bocic che si candida per una maglia da titolare. Tonino De Mana. È la partita della verità e non ammette altri risultati se non la vittoria. Contro il Taranto, calcio d'inizio alle 16:15, il Catania e Tabiani si giocano una fetta di credibilità e di futuro. I 3 punti sono d'obbligo per risalire la china in classifica, abbandonare la zona play-out e cancellare 2 partite che tra Latina e Juve Stabia hanno portato in dote soltanto un punto. Serve la svolta ed oggi contro i pugliesi servirà il miglior Catania per svoltare e riaccendere l'entusiasmo di una tifoseria che ha sempre risposto presente. E lo farà anche oggi al Massimino in un match dal sapore particolare che rievoca vecchi incroci come la doppia sfida di 21 anni fa che valse la promozione in Serie B degli Etnei. Ma non c'è tempo per i ricordi, il presente dice che il Catania tra le mura amiche non vince dal 17 settembre scorso 2-0 al Picerno. Tabiani, che si gioca molto se non tutto, è alle prese con infortuni e squalifiche. In compenso rientra Bocic che si candida per una maglia da titolare nel tridente d'attacco insieme al recuperato Di Carmine. Si rivedono Chiarella e Rapisarda, ma probabilmente sono destinati alla panchina o magari potrebbero ritagliarsi uno spezzone a gara in corso. In difesa out anche Quaglini. A centrocampo Rizzo sembra aver vinto il ballottaggio con Ladinetti, a completare la mediana Zanellato e Zammarini. Scelte che in un modo o nell'altro dovranno tenere conto anche di incontri ravvicinati, visto che il Catania sarà impegnato mercoledì contro il Monterosi e la domenica successiva contro l'Avellino. Catania-Taranto sarà come sempre seguita da Telecolor con diretta stadio. Si parte mezz'ora prima dell'inizio del match con il pre-gara e le formazioni, poi gli interventi dal Massimino e i commenti da studio fino alle interviste post-gara. Più di 3 ore per vivere insieme la partita dei rossazzurri. Appuntamento su Telecolor alle 15:45. Con il punto di Picerno il Messina ha centrato il terzo risultato utile consecutivo. Giallorossi a quota 10 in classifica e giovedì prossimo al Francoscoglio arriva il Brindisi. Sergio Colosi. C'è tanto Giacomo Modica nel pareggio di Picerno. L'allenatore ha indovinato tutte le mosse, dalla scelta del modulo il 4-2-3-1 a specchio dei rossoblù a quella degli uomini con l'esordio dei giovani Salvo e Darini e l'arretramento di Cavallo. Il Messina cresce, ha un'identità e ben si adatta alle assenze. Lo spirito di squadra e una buona condizione fisica riducono le distanze dagli avversari più strutturati, come è successo anche in Lucania, dove gli errori clamorosi sotto porta di Ragusa e Plescia, rispettivamente al tramonto del primo e del secondo tempo, avrebbero potuto cambiare la storia della gara. Il solito Fumagalli è rimediato alle conclusioni di Allegretti e Sant'Arcangelo. Molto contestato il rigore concesso al Messina e trasformato dall'ex Michele Mausso, criticato per i recenti 6 mesi a Picerno. Non sono il tipo di ragazzo che cerca queste cose, magari sono stato anche un po' bersagliato, ma ci sta. Sono contento per aver realizzato il rigore, che era importantissimo per noi, a prescindere sono un ragazzo tranquillo e voglio aiutare la squadra e i miei compagni a fare bene quest'annata, perché Messina è una città, una piazza che merita altri palcoscenici. Murano, 9 reti in altrettante giornate, ha messo alle spalle di Fumagalli l'unico pallone giocabile in area giallorossa, ma il Messina non è mai uscito dalla partita. Abbiamo fatto, secondo me, una grandissima prestazione, condita anche da ottime giocate, ottima qualità.
magari ci è mancato quel pizzico in più a noi, non perché sono di parte, ma meritavamo la vittoria. Giovedì prossimo turno infrasettimanale al Franco Scoglio contro il Brindisi con inizio alle 18:30. Vigilia di match invece per il Palermo che domani sera al Barbera affronterà lo Spezia, rosanero al gran completo. Marco Gullà. La sosta ha permesso di recuperare Francesco Di Mariano e Nicola Valente che erano ai box già da settimane. Il Palermo dopo più di 14 giorni è pronto per tornare in campo e lo farà domani al Barbera contro lo Spezia. Infortunati recuperati e attacco al gran completo per consolidare il secondo posto e continuare a inseguire il Parma che è primo. Non una gara semplice, la classifica inganna, lo Spezia retrocesso dalla Serie A è comunque una squadra di qualità. Valente e Di Mariano sono recuperati ma si è fermato Koulibaly per un infortunio. Il tecnico Corini confermerà il collaudato 4-3-3 e ha qualche dubbio in difesa e a centrocampo. In avanti si andrà col tridente titolare, nonostante i recuperi importanti di Valente e Di Mariano. A destra c'è Insigne, al centro Brunori e sulla sinistra Di Francesco. A centrocampo Enigma Gomez, saranno titolari Henderson e Stulaz, in difesa Matteo a destra, Lucioni e Ceccaroni al centro. Dubbio invece sulla fascia sinistra. Lund è tornato dagli impegni con la nazionale statunitense e va valutato, così Corini potrebbe schierare Aurelio dal primo minuto. Prevendita che va a gonfie vele domani al Barbera, oltre 25.000 spettatori. Questo era l'ultimo servizio di questa edizione del TG Sicilia, noi ci fermiamo qui, vi ricordo che il prossimo appuntamento con l'informazione arriva più tardi alle 20, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon pomeriggio e una buona domenica.